Benvenuti a Noi Chiesa Diocesi Liguri. Questa settimana apriamo parlandovi del cammino sinodale che coinvolge la Chiesa universale e la Chiesa italiana, e in particolare andiamo a Genova, dove nei giorni scorsi sono iniziati i cantieri di Betania, ossia la seconda fase del tempo dell'ascolto che viene proposto dal cammino sinodale. In particolare a Genova c'è stato il primo di 3 incontri per ciascuno dei 3 cantieri che sono stati avviati. Il percorso poi proseguirà nelle prossime settimane fino a giugno, quando ci sarà un momento di festa aperto a tutta la città, che sarà anche l'occasione per restituire una sintesi, sempre parziale ovviamente, della ricchezza che si è potuta raccogliere in questo tempo di ascolto. Ma vediamo insieme il primo servizio di questa settimana. La Chiesa di Genova ha aperto i cantieri di Betania, seconda fase del tempo di ascolto che il cammino sinodale della Chiesa universale ha posto al suo avvio. Il 4, il 10 e l'11 di marzo sono iniziati i lavori del cantiere delle diaconie della formazione spirituale, quello dei giovani e quello degli organismi di partecipazione, ossia i consigli pastorali, parrocchiali, vicariali e diocesani. Il cantiere delle diaconie della formazione spirituale per noi ha voluto dire riscoprire la centralità della parola di Dio come fondamento, come alimento principale della vita di fede delle comunità, e insieme a questo riscoprire il ruolo dei laici fondato proprio sul battesimo, sulla consacrazione che nasce dal battesimo per ogni cristiano. E quindi la responsabilità dei laici all'interno della comunità, che poi si sviluppa nell'altro cantiere, quello in cui abbiamo cercato di approfondire un po' il ruolo dei consigli pastorali, la partecipazione appunto alla vita della Chiesa. Il cantiere invece della strada del villaggio l'abbiamo concentrato un po' sul tema dei giovani, che ci sembravano un po' i grandi assenti, no? Anche nella fase di ascolto del primo anno, pur avendo coinvolto nelle scuole, nei nostri gruppi, molti ragazzi, però fermandoci un po' ai nostri. L'immagine dei cantieri di Betania è quella di Gesù che, fermatosi in casa di Marta e Maria, le invita a mettere insieme ascolto e servizio. Sicuramente l'invito è stato rivolto a tutti, insistendo in particolare attraverso i referenti parrocchiali, i referenti vicariali, su coloro che in qualche modo avevano partecipato al primo anno di ascolto, mettendo però appunto anche online la possibilità di iscriversi a questi cantieri, di modo che chiunque potesse partecipare, se non come rappresentante, diciamo, di un'associazione, di un gruppo, di una parrocchia, anche a titolo personale. La maggior parte delle persone che hanno risposto, soprattutto per i primi 2 cantieri, un po' diverso il discorso del cantiere dei giovani, in realtà poi sono state persone appunto già un po' all'interno dei nostri circuiti. Però c'è stato qualcuno che, cogliendo appunto su internet questo invito, ha risposto partecipando a titolo personale. I cantieri sono stati convocati in ordine inverso, per primo quello delle diaconie e della formazione, proprio per sottolineare il fondamento della parola di Dio nel cammino della Chiesa genovese. Il metodo seguito per i primi 2 cantieri è simile, mentre per i giovani si è scelta una strada diversa. Abbiamo provato insieme a rispondere a alcune domande, a partire appunto dal tema proposto, quello sulla parola, ad esempio, un primo giro in cui abbiamo cercato di capire com'è la situazione, una sorta quasi di verifica, di sondaggio, no? Se esistono già esperienze di ascolto della parola, di preghiere con la parola di Dio. E poi si è cercato di cogliere quali sono i punti di forza, le fatiche che si affrontano, di proporre appunto quali passi si possono fare. Lo stesso per il discorso dei consigli pastorali. Su quello si è proprio chiesto: ma esistono i consigli? Servono a qualcosa? Come funzionano? Quello che si è raccolto in questo primo giro, in questa prima giornata di incontro, è stato restituito alle persone che hanno partecipato, invitandole a tornare nelle loro realtà, o di associazione, o di gruppo, o di parrocchia, o chi è venuto a titolo personale con chi riteneva opportuno farlo, per scambiare appunto raccontare questo che è stato detto,
e ritornare poi a distanza di 3 settimane per fare il passo successivo. Questo è un po' il metodo che abbiamo seguito nei primi 2 cantieri. Un po' diverso il cantiere con i giovani, perché lì il rischio che volevamo evitare era quello di essere noi adulti a pensare, a proporre qualcosa ai giovani. Volevamo che fossero proprio i ragazzi a sognare la chiesa che sarà la loro chiesa fra qualche anno. Allora abbiamo inventato questa serata, non in un ambiente nostro, ma in una piazza aperta, in piazza San Matteo, invitando i ragazzi a partecipare, proponendo quasi una sorta di scenetta, no? Dove si raccontava come sarà la Chiesa fra 3 anni, il sogno appunto della Chiesa fra 3 anni, e poi dicendo, ma ci ritrovate in questo sogno? È quello che anche voi sognate? E se no, che cosa pensate? Se sì, come pensate che ci si debba muovere per arrivare a quella meta? Anche lì poi divisi in gruppi hanno lavorato e anche loro avranno poi un momento successivo per portare i risultati di quell'incontro. Si procederà quindi con un secondo incontro e poi con un terzo, mentre la sintesi del cammino sarà presentata a giugno, durante un momento di festa aperto a tutta la città, con la consapevolezza del fatto che si tratta comunque di un percorso aperto, di domande che aprono a domande successive. Questo vale per questi 3 cantieri, diciamo, che stiamo portando avanti a livello diocesano. Questo vale anche per un 4º cantiere, che lo abbiamo chiamato delle buone pratiche, perché ci siamo resi conto che oltre a questi temi che sono un po' comuni a tutte le nostre realtà, ogni parrocchia, ogni gruppo, ogni associazione aveva magari qualcosa di più specifico, di più definito, di più riferito alla propria realtà. E allora abbiamo chiesto, portate avanti anche questi vostri progetti più particolari, diciamo, però poi raccontateceli, mettiamoli in comune, in modo che possano essere di spunto, di incoraggiamento, di verifica anche per le altre comunità. Quindi il momento di sintesi sarà poi a giugno, ma in questi prossimi 2 incontri che ancora ci sarà ancora questa dinamica di parola, di restituzione, di ascolto, per capire appunto pian piano quello che il Signore ci sta chiedendo. L'esperienza del Sinodo è grande e complessa e per questo ha bisogno di una struttura concreta, ma al di là di quelli che saranno gli esiti e le conclusioni, la bellezza del cammino sta già nel processo avviato. Più che le risposte definitive alle domande, è importante proprio, c'era stato anche suggerito nell'incontro che abbiamo avuto con i referenti diocesani a Roma recentemente, è proprio questo lasciarci, diceva Monsignor Castellucci, ferire dalle domande, no? Rimanere aperti di fronte alle domande che vengono dalla vita, alla quale siamo chiamati a portare il Vangelo. Il cammino del Sinodo serve proprio a questo, a renderci più consapevoli e più responsabili che il ruolo della Chiesa, il ruolo della comunità non è quello di tirare gente a sé, ma quello di fare in modo che ognuno possa incontrare il Signore, che possa incontrare il Vangelo. E per questo il cammino è sempre un cammino da fare, no? La meta è sempre davanti a noi e non ci spaventa questo, anzi è proprio la bellezza dell'esperienza che stiamo vivendo. A livello nazionale il cammino sinodale procede nella seconda fase, quella sapienziale, che poi è ciò che si sta facendo in ogni diocesi, discernere l'ascolto del primo anno proseguendo il cammino. Di questo si è parlato durante l'ultimo appuntamento che ha radunato tutti i referenti diocesani. È stato bello l'esempio che ha fatto uno dei partecipanti che diceva è un po' come un autobus, come un treno che passa ad ore fisse ma che passa tutti i giorni. Non è che chi è salito sul treno oggi non può più salirci, non può più fare quel viaggio. Chi è partito il primo anno sta già camminando, chi parte adesso ha la possibilità di fare lo stesso percorso. E il Sinodo è un po' così, è un cammino che continua e continuando si spera riesca ad andare sempre più in profondità nell'ascolto della parola di Dio, nell'ascolto della vita, cercando di mettere in sintonia queste due voci. Da Genova ci spostiamo a Tortona, dove il vescovo Guido Marini ha condotto e predicato il ritiro diocesano per le religiose. Vediamo.
Si è tenuto domenica al centro Mater Dei di Tortona il ritiro spirituale per i religiosi e le religiose presenti nella diocesi di Tortona. A predicare ai presenti è stato il vescovo della diocesi, Monsignor Guido Marini. Abbiamo vissuto un bel pomeriggio che è iniziato presso la casa delle suore della piccola provvidenza di Don Orione per il ritiro di Quaresima con tutte le consacrate della diocesi. E poi ci siamo trasferiti qui al santuario della Madonna della Guardia per vivere la terza domenica di Quaresima e insieme la memoria del transito di San Luigi Orione. È stata un'occasione per dare una mossa particolare al cammino quaresimale, una spinta decisiva in questo itinerario che ci porta, come San Luigi Orione ci ricorda, a mettere sempre di più Gesù al centro del cuore della vita, così che poi ogni espressione della vita possa essere testimonianza di Lui nella carità, nell'annuncio della salvezza. Ecco, a San Luigi Orione oggi chiediamo proprio questo, insieme a quella sua straordinaria passione per Gesù che si è rivelata anche alla fine della vita, quando ha pronunciato le ultime parole dicendo: Gesù, Gesù, vengo. Possa essere così per tutti quanti noi. Mi unisco ai suoi ringraziamenti. Al termine dell'incontro i religiosi si sono spostati nella Basilica Madonna della Guardia, dove il vescovo ha presieduto la Santa Messa nel ricordo del Dies Natalis di San Luigi Orione. Torna l'appuntamento con le 24 ore per il Signore. Nella diocesi di La Spezia, in particolare, questa sera e nella giornata di domani, le confraternite e le parrocchie propongono diversi momenti di riflessione e di preghiera. Sabato alle 18 il vescovo Luigi Ernesto Palletti celebra la messa nella chiesa di San Pietro Apostolo a Mazzetta. A Brugnato, invece, la confraternita di Val di Pino proporrà la sacra rappresentazione della Passione sabato 25 marzo. Vediamo il servizio di Tele Liguria Sud. Torna anche nella nostra diocesi l'appuntamento con la 24 ore per il Signore, un'iniziativa di preghiera e di riconciliazione voluta da Papa Francesco. Sì, come ogni anno le confraternite, io sono il priore diocesano, le confraternite della diocesi di La Spezia, Sergiana e Brugnato organizzano la 24 ore del Signore. Anche quest'anno si partirà venerdì 17 alle ore 18 con la parrocchia di Lerici, poi dalle 20 alle 22 Piena Battolla, dalle 22 alle 24 Ponzano Superiore, dalle 24 alle 8 nella cappella di adorazione nella chiesa di Santa Maria, dalle 8 alle 10 a Val di Pino, dalle 10 alle 12 a Pignone, dalle 12 alle 14 San Pietrovara e dalle 14 alle 16 a Montale di Levanto. Seguirà poi la Santa Messa presieduta dal nostro vescovo diocesano Monsignor Palletti nella chiesa di Mazzetta di San Pietro Apostolo. Sempre organizzata dal Priorato, a Brugnato ci sarà invece prossimamente una rappresentazione della Passione vivente. Sì, dopo l'interruzione causa Covid, l'anno scorso ha ripreso la sacra rappresentazione della Passione del Signore Gesù Cristo, che non è una recita, è una rappresentazione tratta dai testi evangelici, è organizzata anche quest'anno dalla confraternita di Val di Pino e verrà rappresentata attraverso le suggestive vie del borgo di Brugnato alla sera, quindi in dopo cena, il giorno 25 di marzo, sabato, e verrà eseguita in costumi e recitata da attori e comparse di quasi tutti i paesi della Val di Vara. Oltre il dramma evangelico di un Gesù che viene condannato ingiustamente, c'è anche la meditazione dei vari passaggi della Passione.
Sabato 18 marzo alle 15 il vescovo di Albenga Imperia Guglielmo Borghetti dialogherà con i cresimandi e i loro catechisti dei vicariati delle varie diocesi. La prima parte della giornata si terrà nelle opere parrocchiali di San Michele in via Milano ad Albenga, mentre nel pomeriggio in cattedrale ci sarà l'incontro con il vescovo e la celebrazione dell'Eucarestia. Ora parliamo del mondo del lavoro, perché domenica 19 marzo ricorre la memoria di San Giuseppe Lavoratore. Alberto Macchiavello della redazione del Cittadino di Genova ha parlato di questo con Don Giampiero Carzino, responsabile della pastorale sociale e del lavoro dell'Arcidiocesi di Genova. Insieme hanno provato a descrivere qual è il significato di questo appuntamento. Festa di San Giuseppe e mondo del lavoro, qual è il legame tra questi due aspetti, questi due mondi, e quindi qual è il significato di una Santa Messa in quel giorno? Sì, la Messa di San Giuseppe ricorda, oltre alla paternità di Giuseppe, che è il custode, no, di Gesù in terra, e quindi l'aspetto paterno, anche sicuramente il fatto che è stato il lavoratore, colui che ha insegnato a Gesù a lavorare. Quindi per noi è un momento importante, perché vogliamo ricordare come la dignità delle persone nella famiglia, nel lavoro, nella famiglia dipende proprio dal lavoro, dal fatto di avere una occupazione, poter sviluppare se stessi e anche avere quindi una prospettiva. Molte diocesi lo celebrano il 1° maggio perché è la festa dei lavoratori, anche San Giuseppe lavoratore. Noi non volevamo andare in conflitto, diciamo così, con le manifestazioni che tradizionalmente avvengono nel mondo del lavoro, magari organizzate dai sindacati, e il Cardinal Canestri ha avuto questa idea di celebrare nel giorno della festa di San Giuseppe anche l'aspetto proprio della dignità del lavoro, quindi un momento di preghiera, di attenzione alla dimensione del lavoro, della vita delle persone, e anche un momento di riflessione su come questo possa essere sviluppato e vissuto nella nostra città. I cappellani del lavoro sono un'istituzione, un'intuizione genovese. Qual è il ruolo che svolgono all'interno delle aziende a Genova? E questa è una realtà molto interessante, perché diciamo che è rimasta un po' l'unica realtà organizzata di attenzione alla vita del lavoro nelle realtà sia industriali da cui sono nati, quindi praticamente la presenza nelle aziende proprio metalmeccaniche è molto radicata, addirittura da 50 anni a 60 anni ci sono dei cappellani che ogni settimana vanno all'interno dell'azienda. Poi però evidentemente col sviluppo anche di molte altre dimensioni della vita lavorativa abbiamo cercato anche di entrare in rapporto con lavoratori del terzo settore, lavoratori del commercio, lavoratori del turismo. Tutto questo un po' più difficile, nel senso che quando si ha a che fare con una grande realtà in cui c'è da prendere rapporto solo con una direzione aziendale, una direzione del personale, e se si ha l'ok è aperto un grande spazio, mentre con piccole realtà magari frazionate in 2 o 3 persone è molto più difficile. Allora di solito in questi ambiti abbiamo più contatti con le associazioni di categoria e fortunatamente anche da antichità, dagli inizi proprio, un buon rapporto con le realtà sindacali, quindi un po' con tutte le componenti del mondo del lavoro, non solamente per un contatto diciamo così esterno, ma addirittura con la possibilità di andare sul campo, vedere, incontrare le persone, avere un rapporto quindi diciamo umano con le persone, seguirli sia dal punto di vista personale, quindi conoscere le angosce, le difficoltà delle singole persone, delle famiglie e delle aziende stesse, perché quando uno entra in un ambiente di lavoro che è in crisi, evidentemente tutte queste preoccupazioni vengono a fare parte del dialogo col cappellano, e tutto questo ci permette spesso anche poter dare un conforto, una parola, e direi anche sperimentare quello che le persone vivono sulla loro pelle. Monsignor Molinari, in occasione della Scuola di Formazione Politica, ha delineato una panoramica delle criticità e prospettive del lavoro nella città di Genova. Come può la Chiesa fare la sua parte per favorire il lavoro e quindi provare a superare anche le criticità? Ecco, questa è una di quelle cose appunto che dicevo prima. Molto spesso, vivendo all'interno dell'ambiente di lavoro, veniamo proprio a conoscere dal vivo quelli che possono essere i problemi, a volte perfino prima che scoppino in pubblico, no?
E io credo che il ruolo della Chiesa sia almeno duplice. Da una parte sicuramente l'aspetto di vicinanza e di sostegno nelle situazioni di difficoltà. Ci è capitato qualche volta proprio anche di poter mettere così, diciamo, in evidenza come certe situazioni potevano essere anche critiche per famiglie, per particolari situazioni familiari da poter intervenire. L'altro aspetto importante è quello che, venendo a conoscenza di queste realtà, magari si può anche cercare di mettere in contatto, in comunicazione come terza parte non coinvolta nella disputa, elementi che invece non si parlano, oppure addirittura poter far conoscere questo giustamente alle parti politiche che poi devono intervenire con dei dati, con degli elementi presi, diciamo così, dall'interno, non necessariamente quelli che sono, diciamo, pubblicizzati, no, all'esterno nella stampa, e questo può a volte permettere appunto di sollecitare un intervento ben documentato. A proposito di lavoro, Genova in questo periodo è attraversata da molti cantieri, quindi si tratta di tanti lavoratori, tanti operai, e spesso questi operai arrivano anche da tutta Italia, non sono per forza di genovesi e arrivano da fuori. E quindi come si possono aiutare queste persone che magari non sono radicate sul territorio a essere accompagnate nella fede, ma a vivere anche un percorso di comunità a Genova? Sì, questo soprattutto i cantieri edili sono una difficoltà per noi, perché, come dicevo, sono molto frazionati e riusciamo a malapena avere un po' di rapporto con le associazioni di categoria. Però sul territorio fortunatamente non solo i cappellani, ma che molti sono anche parroci, ma moltissimi delle realtà presenti sul territorio, come possono essere le parrocchie, le associazioni cattoliche, hanno questo, e la Caritas per non parlarne, ha questa possibilità di dare un'accoglienza diversa. Spesso mi vengono anche in parrocchia, che è in una zona molto turistica, ma è anche una zona al centro della città, persone a chiedere come possono in qualche modo interagire, perché non hanno nessuno, perché non conoscono nessuno, e allora lì il poter dire: guarda, c'è questa comunità di riferimento, puoi andare dal parrocchio dove c'è un'accoglienza, magari addirittura dei corsi per gli stranieri quando capitano persone che si sono inserite ma non hanno ancora la possibilità di farsi accogliere, solo perché magari si sente, no, che non sono in grado di comunicare bene in italiano. Ci sono tante realtà, anche Sant'Egidio e compagnia, in cui possiamo mettere in contatto. Certamente nell'ambiente di lavoro nostro, che qui frequentiamo noi, più facilmente incontriamo persone di quadri o di medio livello, e allora in quel caso il fatto di permettere loro di sentire che c'è una presenza, che c'è anche solamente col cappellano, di poter parlare, già apre un pochino degli spazi a volte di conoscenza e di indirizzo per poterli inserire in qualche realtà. In questi anni la diocesi di Genova, come tutta la Chiesa, sta affrontando un cammino sinodale. Come può anche il mondo del lavoro essere coinvolto in questo percorso, in questo cammino? Ecco, questa è una cosa che come ufficio pastorale sociale del lavoro mi sta molto a cuore, perché in realtà noi abbiamo questa possibilità di entrare in contatto con persone lontanissime dalla Chiesa. Il 90% delle persone che incontriamo negli ambienti di lavoro non frequenta, e però non sono disinteressate a quello che è non solo la religione, il rapporto con Dio, ma anche proprio il cammino della comunità cristiana. A volte noi abbiamo delle confidenze da parte di queste persone, e finisce che molto spesso qualcuno poi, quando ha un problema proprio religioso, ha bisogno di celebrare un sacramento, vorrebbe parlare con qualcuno, finisce col parlare col prete, no? Che è il suo cappellano. E io vorrei che questo contatto con queste persone, che spesso hanno delle opinioni, hanno dei suggerimenti, hanno delle idee che non sono quelle che spesso nascono all'interno della comunità cristiana, potesse essere ascoltato. Quindi io vorrei cominciare, abbiamo deciso come diocesi di coinvolgere anche attraverso i cappellani del lavoro, ma anche attraverso tutte le altre realtà che come ufficio pastorale seguiamo, in un cammino sinodale che da qui a giugno vorrebbe ascoltare tutte le singole realtà da parte delle istituzioni, diciamo, del lavoro sicuramente, ma se riusciamo anche le singole persone. È chiaro che non possiamo coinvolgere in un incontro facendo venire persone che incontriamo nel mondo del lavoro e che magari non frequentano nessun tipo di realtà ecclesiale a fare un incontro, però si potrebbero seguire due strade. Una è quella proprio del
fare insieme un cammino, un discorso, un brainstorming, diciamo così, con chi ci sta, quindi magari potremo farlo sicuramente con sindacati, con associazioni di categoria, con Confindustria, ma anche poi sentire i singoli cappellani, no? Opinioni, pareri, facendo capire che è importante quello che le persone pensano anche per il nostro grande lavoro di aggiornamento della pastorale della Chiesa universale. E ultime domande. Il primo è: qual è l'impegno e il compito specifico dell'ufficio di pastorale sociale del lavoro? Qual è anche il nome giusto? Sì, io infatti ho citato prima l'ufficio perché questa è una dimensione che tutte le diocesi hanno. In Italia si chiama ufficialmente Ufficio per la pastorale sociale, lavoro, giustizia, pace, custodia del creato, quindi abbiamo una dimensione sociale che comprende evidentemente l'attenzione alla realtà del lavoro, ma anche a quella economica, politica e a tutto quello che è impatto sulla vita delle persone. Quindi abbiamo rapporti, nel senso che cerchiamo di far lavorare insieme tutte le realtà di Chiesa che si occupano di questi ambiti, dalla Tavola Giustizia e Solidarietà a Policoro, la Caritas, le associazioni cattoliche che si occupano di questo, perché ci sono anche movimenti all'interno dell'azione cattolica, delle ACLI, delle Federazione Operaia Cattolica, che hanno come obiettivo proprio quello di studiare la dottrina sociale della Chiesa, metterla in pratica, cercare di lavorare per diffondere questi aspetti. E spesso a volte li facciamo anche senza renderci conto che magari di fianco a noi c'è un'altra realtà di Chiesa che fa lo stesso lavoro, quindi cercare di coordinare e far lavorare insieme tutte queste realtà con la attenzione affinché questo diventi anche un motivo di impegno. Quindi il percorso di politica evidentemente è uno degli ambiti importanti che segue l'ufficio, e il collegamento ovviamente con gli altri uffici della regione Liguria e l'ufficio nazionale pastorale sociale del lavoro, che con formazione e con anche iniziativa a livello nazionale ci propone proprio appunto di fare nel sinodo, inserirci come uno degli elementi che porta la voce soprattutto degli esterni. E in conclusione qualche numero, come ufficio, come cappellani del lavoro, quante aziende, quante persone raggiungete, qualche numero che ci possa dare l'idea delle dimensioni di questo lavoro, di questo ufficio? Sì, noi eravamo sempre andati avanti senza preoccuparci molto di quello che facciamo, ma poi effettivamente ci siamo resi conto che è importante anche capire che, siccome molti di noi sono parroci e magari hanno questo immediato riscontro, no, nel vedere le persone che vengono in parrocchia, rendersi conto che anche l'altro ambito in cui magari dedichiamo mezza giornata, 2-3 giornate alla settimana è molto ampio. Ecco, noi ci siamo resi conto di questo dal fatto che una volta all'anno che contattiamo tutte le persone con un piccolo augurio natalizio e un piccolo omaggio di un calendarietto, ultimamente siamo finiti con stamparne più di 30.000 e consegnarli tutti, quindi stiamo rendendoci conto che effettivamente abbiamo un contatto con decine di migliaia di persone, come dicevo 90% che non frequentano la Chiesa, quindi è una cosa molto interessante, anche perché il numero di persone che ci dice no grazie, non mi interessa, è ridicolo, siamo sui numeri di 1-2 mani, ecco, per capirci, su 30.000 persone. Quindi vuol dire che c'è comunque questa disponibilità a un messaggio anche spirituale da parte di quasi tutti. Siamo in 11 cappellani, di cui solo 2 sono a tempo pieno, che sono Monsignor Molinari e suo fratello Don Franco, e abbiamo celebrato ad esempio l'ultimo anno prima del Covid una 70ina di messe negli ambienti di lavoro, per Pasqua, per Natale, per i defunti, oltre a quelle che in alcuni ambienti, pochi per la verità, vengono celebrate settimanalmente o quindicinalmente. C'è stato un grosso, diciamo come tutti, una grossa difficoltà durante gli anni della pandemia, ma da settembre abbiamo già celebrato o in programma di celebrare entro Pasqua, entro aprile, una 40ina di messe, quindi stiamo riprendendo anche le attività proprio tecnicamente pastorali, che erano quelle più difficili perché richiedono uno spazio, un avvicinamento, un assembramento di persone, quindi erano state le cose più colpite dalla pandemia. Una 40ina di celebrazioni, spesso o subito prima o nell'intervallo mensa dell'orario di lavoro, qualcuna perfino durante l'intervallo di lavoro in aziende che ci permettono di far interrompere il lavoro, cosa che è piuttosto onerosa per l'azienda, ma è così sentito e radicato fra le persone questo momento che alcune aziende addirittura fanno interrompere l'orario di lavoro per permettere la celebrazione dell'Eucaristia.
Per quanto riguarda le aziende che seguiamo, come dicevo, sono tradizionalmente, la maggior parte derivano dal mondo industriale o comunque anche industria avanzata, ricerca. Sul nostro sito risulterebbero 44 aziende seguite abbastanza, diciamo così, frequentemente, e un'altra ventina che magari vediamo solo occasionalmente in caso appunto di quella consegna dei calendarietti a Natale o per una messa magari a Pasqua, quindi siamo su una cinquantina di realtà seguite. Aggiungo una domanda che mi viene adesso. Nella suddivisione delle aziende come settori, come comparti, un po' nella storia di Genova, un po' soprattutto adesso, qual è il settore che si sta sviluppando di più? Qual è quello che magari fa più fatica? Cosa che vedete sui settori? Sì, noi abbiamo vissuto durante la pandemia un'esperienza, diciamo, molto particolare, perché dall'interno vedevamo aziende che si pensava che potessero avere problemi, tipo il porto, tipo le aziende di settori di servizi, magari di ricerca, invece avere dei grandi risultati, anche quelle che hanno dei cicli di lavoro molto lunghi, tipo i cantieri, i sestri, quasi non si sono accorti all'inizio della pandemia, mentre altre, sappiamo benissimo, tutti lo sappiamo, chi ha lavorato più sul territorio, ristoranti, realtà commerciali, turistiche, non parliamone, ha avuto veramente degli anni di chiusura. Se non ci fosse stata la cassa integrazione avremmo avuto una strage sociale. E certamente ci sono realtà che sono partite molto velocemente, direi la ricerca avanzata, un pochino il discorso del turismo un pochino più coordinato bene con i nuovi media, e certo vedremo che risultati dà in termini di occupazione. Purtroppo alcune delle realtà che stanno partendo non necessariamente corrisponde l'aumento del PIL all'aumento dell'occupazione. Abbiamo anche seguito in queste circostanze appunto delle realtà che magari prima non conoscevamo nemmeno e che ci sono venuti a chiederci loro di poter avere un'assistenza religiosa, cosa che ci ha molto diciamo, incuriosito e fatto piacere. Forse settori invece che sono un po' in difficoltà, chi ha avuto dei problemi nel trovare un mercato che improvvisamente si è chiuso, tanto per non far nomi, Ansaldo Energia, che con il problema delle guerre del gas ha avuto veramente un tracollo, e qui sono migliaia e migliaia di persone. Nella diocesi di Chiavari la messa per San Giuseppe Lavoratore è stata l'occasione per coronare un percorso avviato ormai diversi mesi fa di formazione di tutti i lavoratori delle opere ecclesiali. Con la festa di San Giuseppe, patrono dei lavoratori, si dà pienezza ad un percorso avviato nella diocesi di Chiavari, promosso dall'Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro. L'obiettivo è quello di camminare insieme sostenendo un ambito così importante e complesso come quello del mondo del lavoro, mettendo in condivisione le reciproche esperienze. Le tappe di questo percorso sono state scandite da 3 momenti. Nel luglio dello scorso anno, l'incontro al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno, al quale hanno partecipato circa 200 lavoratori impiegati nelle realtà diocesane, il villaggio del ragazzo, la cooperativa Tassano, la curia vescovile, Teleradio Pace e ACLI. La matrice comune di queste attività è la condivisione dei valori del Vangelo e la promozione di un modello di sviluppo inclusivo e attento alle necessità del territorio. L'appuntamento è stato predisposto nei mesi precedenti da un gruppo di lavoro, espressione di ciascuna di queste realtà, che ha condiviso momenti di formazione e di conoscenza reciproca. Il frutto di questo impegno è stato il punto di partenza per un itinerario di formazione continua che si svilupperà nel corso degli anni. Il secondo passo è stata la cena di Natale, un momento di convivialità e gioco, condiviso dal vescovo diocesano e dai responsabili di ciascuna attività.
L'aspetto coinvolgente di questo appuntamento ha favorito le relazioni alla base di ogni rapporto umano e lavorativo, spesso un po' sacrificate nella frenesia della quotidianità. A coronare i 2 incontri precedenti, la Santa Messa nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari e un momento di condivisione nell'affidamento alla figura di San Giuseppe, l'uomo giusto, patrono dei lavoratori per il suo esempio di marito e padre che provvide alle necessità della sua famiglia con il proprio lavoro e avviò Gesù alla sua stessa attività. In questa memoria si riconosce la dignità del lavoro come dovere e diritto di ogni uomo, servizio alla comunità, prolungamento dell'opera del Creatore, contributo al piano della salvezza. E intanto, sempre per quanto riguarda la pastorale sociale del lavoro, a Savona prosegue il percorso di formazione dedicato ai temi della Laudato Si. Venerdì 24 marzo alle 21 nel Salone della Provincia il sindaco del comune milanese di Cassinetta di Lugagnano, Domenico Finiguerra, tratterà del ruolo degli enti locali e coinvolgimento dei cittadini nella transizione ecologica, alla luce dell'esperienza che il comune lombardo ha vissuto sul proprio territorio in collaborazione con le reti sociali che lì si trovano. La serata sarà introdotta dal primo cittadino Marco Russo e sarà moderata dal giornalista Andrea Chiovelli. Facciamo però un passo indietro per andare al precedente incontro del percorso di formazione che ha visto protagonista Ugo Biggeri, presidente di Banca Etica, che ha parlato dei nuovi stili di vita come una necessaria scelta personale. Maurizio Vivalda lo ha intervistato. I cambiamenti climatici e il consumo di risorse dimostrano che l'appello di Papa Francesco alla conversione ecologica, quindi a nuovi stili di vita, è straordinariamente attuale. Come individui siamo chiamati a questo, anche perché stiamo vivendo oggi sulla pelle delle future generazioni, stiamo consumando il futuro. Sì, sicuramente. È fondamentale preoccuparsi della nostra impronta ecologica, è fondamentale recuperare la capacità di ascoltare chi è vicino a noi, di imparare a fare insieme agli altri quello che è possibile per migliorare questo mondo, ed è fondamentale, come dicevi, per le generazioni future, ma anche per noi, perché non si può essere felici in un mondo che sappiamo che se non facciamo niente va a peggiorare. Passiamo dall'io al noi. Le istituzioni non possono pensare di scaricare tutto sugli individui, sui cittadini, anche loro devono cambiare stile di vita. Beh, sicuramente. Diciamo che il cambiamento degli stili di vita è fondamentale per cambiare la cultura, e il cambiamento culturale, anche se non diventa maggioritario, è quello che poi aiuta la politica a cambiare. Oggi purtroppo la politica ha una paura enorme a mettere dei disincentivi. Se facciamo un paragone con i tempi dello schiavismo, è come se la politica oggi avesse paura di rendere illegale la schiavitù, cosa che a suo tempo è stata fatta. Oggi la politica ha paura di rendere illegali i cambiamenti climatici. Dobbiamo aiutarla anche con i nostri stili di vita a capire che sarà difficile, però è desiderabile e soprattutto ci farà stare tutti meglio. Con la tua esperienza in Banca Etica, anche il mondo del credito deve cambiare stile di vita, ad esempio iniziare a finanziare la transizione ecologica o dare un'altra impronta ai loro investimenti. Su questo l'Unione Europea, per esempio, ha cominciato a fare dei passi importanti, e credo che sia ormai inevitabile che l'economia arrivi a dover cambiare paradigma e quindi occuparsi anche come dice la Laudato Si, di essere efficiente negli impatti sociali ed ambientali. Non sta succedendo ancora, però ci sono tanti segnali che vanno in questa direzione, perché anche gli stessi obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite stanno indicando che dobbiamo avere modalità di consumo, modalità di produzione che siano rispettosi degli aspetti sociali e ambientali. È la prima volta che gli obiettivi di sviluppo sostenibile riguardano non soltanto i paesi in via di sviluppo, ma i paesi ricchi, quindi significa che dobbiamo cambiare noi. Siamo ancora in tempo a cambiare? Mi viene a dire un proverbio che dice, non un proverbio, un modo di dire, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Cambiamo. Se cominciamo a farci domande se siamo ancora in tempo, vuol dire che sotto sotto pensiamo vabbè, possiamo anche lasciar fare. No, dobbiamo cambiare. Prima possibile, ma comunque piuttosto che meglio piuttosto.
Sabato 18 marzo la diocesi di Savona Noli celebra l'anniversario dell'apparizione di Maria al beato Antonio Botta. Alle 7 dalla cattedrale di Nostra Signora Assunta partirà la processione che sarà guidata dal vescovo Gero Marino e che quest'anno sarà aperta dal crocifisso della confraternita Sant'Ambrogio in Leggino. Il corteo si concluderà attorno alle 9:30 al santuario di Nostra Signora della Misericordia, dove Monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova, presiederà la Santa Messa e terrà l'omelia sul sagrato. La festa patronale coinciderà con l'apertura dell'anno di celebrazioni per Papa Pio VII, il quale nel 1815 incoronò l'effigie di Maria in ringraziamento per la liberazione dalla prigionia nella città ligure per mano di Napoleone Bonaparte. Ricordiamo che fino al 19 marzo il complesso museale della cattedrale e la Cappella Sistina osserveranno aperture straordinarie. Sabato 18 marzo, infine, alle 16, nel Battistero di San Giovanni Battista a Sanremo avrà luogo l'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Ventimiglia Sanremo. La prolusione sarà affidata a Filippo Iannone, arcivescovo prefetto del Dicastero per i testi legislativi. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa Diocesi Liguri. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.